Vincenzo Baldanza è stato riconfermato ieri all'unanimità nel corso del congresso provinciale della CGIL SPI segretario provinciale. Dopo un'attenta e dettagliata analisi svolta che ha toccato tutti i punti più scoltanti, Baldanza ha messo al centro dell'impegno sociale il lavoro, che significa anche affrancare l'uomo per renderlo libero con la propria dignità, al fine di consentirgli una vita con gioia. Al congresso ha partecipato anche Piero Mangione, da sempre pilastro della CGIL agrigentina. Piero Mangione, un po' la storia della CGIL, quello che ha creato negli anni ad Agrigento la CGIL. Oggi un interessante convegno, ma non solo oggi, l'abbiamo visto anche giorni fa con la funzione pubblica e successivamente ci saranno, insomma tutte le strutture della CGIL sono in pieno rinnovamento. Ecco, qual è oggi la funzione della CGIL non solo nel nostro territorio ma anche in Sicilia, Agrigento? Per la verità, di fronte allo stato comatoso dell'economia sociale, principalmente nella nostra provincia e in Sicilia, assunto il fatto che Agrigento è diventata capitale della disoccupazione, è diventata capitale anche della droga, del lavoro nero, quindi tutti elementi negativi. Il sindacato si interroga per dire cosa facciamo e dobbiamo mettere in cammino la gente, le persone, i cittadini, perché oggi sono in discussione tanti diritti, vengono negati tanti diritti, se ne propongono altri diritti che probabilmente sono incompatibili col sistema economico nazionale. Noi diciamo che tutto ciò che il governo mette in campo non lo giudichiamo pregiudizialmente, ma lo guardiamo rispetto alle compatibilità che ci permettono di poter superare le difficoltà. Tutte le categorie sono in movimento e lo siamo perché ci rinnoviamo e ci rinnoviamo democraticamente attraverso i nostri congressi. Qui in provincia d'Agrigento Enzo Baldanza, che è il segretario generale, che probabilmente oggi presenterà una relazione che fa un quadro anche della situazione agrigentina, non può che mettere in evidenza il fatto che ci troviamo di fronte ad una condizione nella quale persino i pensionati con le loro pensioni sono in pericolo se la continua ad abbassare i livelli di occupazione, perché è proprio con i contributi degli occupati che si pagano le pensioni. E quindi un patto di solidarietà, come lui lo definisce, tra le generazioni, quindi tra anziani e giovani, è fondamentale. I giovani hanno interesse ad avere la forza dei pensionati a sostenere le loro battaglie per il lavoro. Dall'altro canto i pensionati hanno interesse a difendere le rivendicazioni dei giovani, perché se questi giovani stanno meglio anche il pensionato sta meglio e quindi nonni e papà staremo tutti meglio.